Buongiorno da Portovino, siamo all'oratorio salesiano San Giusto per presentare un progetto Risaia in Madagascar. Naturalmente per presentarcelo abbiamo Bruna Ravazzolo, presidente del gruppo missionario San Giusto, che tra l'altro è andata più volte in Madagascar. Di questa terra è affascinata, ogni volta mi diceva viene a casa con un bagaglio di emozioni straordinario, ma soprattutto una voglia di fare e di progettare, per appunto è una popolazione talmente in difficoltà in questo momento che qualsiasi cosa viene fatta da noi occidentali penso sia necessaria ed importante. Prego Bruna, se ci vuole spiegare appunto la nascita del progetto. Quando siamo andati in Madagascar siamo stati colpiti dall'estrema povertà della popolazione. La popolazione lì è molto povera e c'è veramente miseria. L'unico distretto sanitario che hanno, l'unica agenzia educativa che hanno sono le missioni. Loro ricevono aiuto soltanto dai missionari. I dispensari delle suore sono l'unico punto dove possono essere curati. La scuola è dove possono mangiare un pasto al giorno i ragazzi. Ogni scuola ospita circa 250 ragazzi per la scuola primaria, 250 per la scuola secondaria e 250 per la professionale. Quindi i bisogni sono grandi. Andando là ci siamo resi conto che bisognava dare un aiuto molto consistente, cioè un aiuto radicato là. E così Don Giuseppe ha pensato a una risaia. Non è stato facile pensarla, non è stato facile organizzarla, non è stato facile attuare il progetto, però ci siamo adoperati per farlo. Vedrete alcune immagini che ritraggono il nostro sopralluogo sul terreno dove sorge la risaia. Sono circa 100 ettari di terra brulla dove non c'è nulla. Ci sono delle capanne dei contadini locali. Le capanne sono fatte di fango, paglia, sterco. Diciamo che chi vive dentro a quelle capanne è più fortunato di chi vive dentro a quelle di lamiera, perché dentro la lamiera i 40 gradi diventano 50, mentre queste consentono di vivere un po' meglio. Bene, quando siamo andati c'era anche l'economo di Torino, Gian Pietro Pettenon. Abbiamo fatto un sopralluogo sul posto, visto che c'era stato un pozzo molti anni prima e si è pensato di partire da fare il pozzo e poi di acquistare i mezzi per fare la risaia. Vorrei cogliere questo momento per ringraziare moltissimo la Fondazione Cariparo, e grazie alla Fondazione se siamo riusciti ad acquistare i mezzi per la lavorazione del terreno. Siamo andati a parlare e illustrare il nostro progetto al Presidente, che ci ha incontrati con mio marito e Don Giuseppe Miele. Gli abbiamo spiegato bene cosa volevamo fare e abbiamo avuto il finanziamento, e di questo siamo molto grati.